Noi stiamo facendo tutto quanto nelle nostre possibilità. Due ordinanze del sindaco di Agrigento Marco Zambuto che fanno discutere: l'apertura dei negozi nei giorni festivi sino a marzo in conseguenza della proroga dello status di città d'arte e la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei locali pubblici nei fine settimana. Due provvedimenti al centro dei commenti di operatori e cittadini, al microfono di Elisa Cusumano. Ritengo che il sindaco ha fatto un'ottima cosa nel ovviamente prendere atto e quindi concedere questa ulteriore proroga. Io ritengo che sia una cosa molto importante il fatto della domenica poter dare la possibilità all'utenza di poter fruire e usufruire non solo dei servizi ma anche della città e comunque soprattutto per noi qua del centro storico. Potrebbe essere una buona idea per le persone che lavorano, magari che non hanno tempo di fare shopping durante la settimana, sarebbe un'opportunità in più anche per i negozianti. Tra una classica passeggiata in un centro commerciale e una passeggiata in via Atenea con i negozi aperti, lei cosa sceglierebbe? La passeggiata in via Atenea, assolutamente. Le aperture domenicali vanno fatte, però vanno principalmente studiate bene con tutti i miei colleghi commercianti della via Atenea, studiate bene per capire da quale domenica dobbiamo partire, perché comunque bisogna fare sinergia tra di noi. E di sicuro è un'opportunità che diamo ai clienti di venire a trovarci in via Atenea, di venire a fare shopping anche la domenica, che è una giornata in cui magari si è più liberi. Una cosa ottima perché le persone comunque sono più libere e serve comunque come riunione per la famiglia, si fa una passeggiata. Potrebbero essere una valida alternativa al centro commerciale classico? Momentaneamente qui ad Agrigento che non c'è questa possibilità, sicuramente. Sicuramente tenere la porta aperta, quindi accogliere quelli che sono i turisti, benché ce ne sono pochi, e tutte le persone che vogliono venire a comprare presso i nostri negozi, comunque in via Atenea, è sicuramente interessante tenere aperto anche la domenica. Questo deve essere fatto naturalmente con una programmazione. Una recente ordinanza del sindaco stabilisce che la movida notturna nel centro storico di Agrigento termini entro le 2 della notte per il fine settimana, per la domenica in particolare. Cosa ne pensate? E allora, se questa ordinanza la guardiamo da un punto di vista della sicurezza, do ragione all'amministrazione comunale, perché la via Atenea sta diventando un luogo abbastanza pericoloso per le persone che passeggiano qua la sera.